Buongiorno, iniziano le finali nazionali Under 13 femminili. Abbiamo lo Scandiano contro Rodellistica Scandianese con Rodellistica contro Camaiore. Ragazzi miei, ha segnato lo Scandiano. Richiesto dalla Rodellistica Scandianese. Ma cosa è successo? Nel senso, ora il panino dove si manda il panino dove si manda proteine, molte proteine.
Buongiorno a tutti i telespettatori, purtroppo per cause tecniche non abbiamo potuto dare le formazioni della prima partita di queste finali nazionali Under 13 femminili. E questa è la prima volta che una manifestazione nazionale in rosa approda in riva del Golfo di Follonica, una scelta che si inserisce nel solco della politica già avviata negli anni scorsi di avvicinamento alle ragazze a discipline a rotelle. Ed è la prima volta che una categoria giovanile organizza il concentramento per attribuire il relativo scudetto. Alla manifestazione parteciperanno 8 squadre provenienti da tutta Italia, che sarà il Bassano, il Novara, Scandanese, il Follonica, il Pesaro, il Correggio, Camaiore e Matera. Adesso vi do le formazioni per quanto riguarda allora la prima partita. Abbiamo detto che la Roderisca Scandanese Camaiore, che tra l'altro sta vincendo la Roderisca Scandanese 2-0. E diamo le formazioni per quanto riguarda la Scandianese. Abbiamo Barbieri Sofia, Di Francesco Martina, Iacono Virginia, Mammi Amanda, Pascarelli Serena, Pascarella Bedice Sole. L'allenatore è Ferrarini Sofia. Mentre per quanto riguarda la formazione del Camaiore abbiamo Bacci Mirasole, Bagherotti Giulia, Gnata Marisol, Morescalchi Edi, Nardini Costanza, Pommella Mia, Valeriani Nina Zoa e allenatore Bagherotti Alessandro. E questo su tutte le squadre adesso dopo si disputerà un'altra gara, sempre per il girone di qualificazione del girone A, no, del girone B, no, sempre il girone A. Dovrebbe essere Pesaro contro Amatori Pesaro contro Hockey Bassano.
Allora inizia il secondo tempo di Roderistica Scandanese e Roderistica Camaiore qui alla finale Under 13 femminile a Follonica. I due gol, sugli unici due gol che ha segnato la Roderistica Scandanese De Francesco Martina.
Terminata la prima partita del finale giovanili Under 13 femminile, Rutenese Scandinese contro l'Università di Migliori ha segnato 2 gol di Francesco Martina. La prossima partita sarà alle 11:30, Amatori Pesaro Oche Bassano, sempre per quanto riguarda le fasi di qualificazione del giovanile, primo turno. E ci sentiremo fra poco